Bentrovati amici, oggi con Don Salvatore Bucolo ospitiamo due ragazze, si tratta di Maria e Silvia, loro fanno parte di un coro che si chiama Anima in Canto, mentre il titolo della nostra trasmissione è Canto per chi mi incanta. Iniziamo subito con un video che di solito utilizziamo quando ci sono delle ospiti così simpatiche, perché ci sono dei ragazzi che fanno un loro omaggio. E allora vediamo il video. Il canto liturgico non accompagna la preghiera, è preghiera. Diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Ecco, non è il vostro coro ovviamente, magari più avanti sentiremo qualcosa cantato da voi assieme agli altri componenti del coro. Ecco, com'è questa vostra esperienza? Cosa avete iniziato? Perché ad un tratto avete deciso di far parte di un coro? Allora, io già da quando ero piccola ho cominciato a far parte di un coro, già dall'età di 15-16 anni, perché mia sorella aveva avuto esperienza nell'ambito della corale e quindi ho cominciato anche io a sentire questa chiamata appunto ho cominciato a far parte di una corale dei Padri Passionisti e da lì ho sentito che proprio cantare, il canto mi dava pace, mi portava una pace che non sentivo con nient'altro. Sant'Agostino diceva cantare, chi canta prega due volte. Canta prega due volte. Esatto. Silvia, e tu? Anche io ho cominciato da giovanissima, ho iniziato con il coro delle voci bianche della mia parrocchia, ho sempre avuto questa passione, questo calore quasi che ti inonda quando preghi cantando. Pian piano ho continuato con la mia esperienza con il coro dei bambini, crescendo chiaramente non ho più potuto far parte di quel coro, però ho conosciuto Guido in una... che è il nostro direttore. Il vostro direttore. Esatto. Stiamo vedendo alcune foto vostre. Sì. Che ha fatto appunto insieme alla corale Anima in Canto un evento, uno dei nostri eventi itineranti. L'ho conosciuto lì, mi sono innamorata dell'energia che c'era lì dentro e quindi ho intrapreso con loro questo percorso meraviglioso. Sì, Don Bucolo, sono tanti i giovani che si avvicinano alla Chiesa in modi diversi, o perché ci sono dei gruppi giovanili o perché appunto in questo caso è una corale. Ecco, la Chiesa, come dire, accoglie in varie forme. C'è l'oratorio per i ragazzini, vanno lì al dopo scuola oppure per giocare, e invece c'è anche questo aspetto, questo del canto liturgico, che è fondamentale durante le liturgie, le messe. Sappiamo quanto le persone dicono ah, che bella messa, ma anche perché è stata animata bene dal canto. Quindi è un servizio importante quello che svolgono le nostre amiche in studio. Poco fa il video diceva il canto non è un accompagnare la liturgia ma è pregare. Tra l'altro mi piace anche evidenziare come la musica, il canto attira molti giovani, no? L'ambito della musica, del cantare, no? Quindi il fatto che i ragazzi possano all'interno della Chiesa poter cantare dà la possibilità di esprimere se stessi, di esprimere la propria creatività, ma soprattutto di esprimere la relazione con Dio, perché attenzione, a volte noi pensiamo la relazione con Dio come un fatto quasi moralistico o quasi freddo, quasi apatico, mentre il cantare va a toccare, va a vibrare le corde del cuore, no? Perché è chiaro quando ti metti a cantare vieni coinvolto pienamente e poi quando a cantare è un coro, ecco come stiamo vedendo, come stiamo ascoltando. Un pezzettino.
Beh, questa era una prova o proprio No, vi stavate esibendo sì, da sì, qualche eravamo parte? alla locanda del Samaritano. La locanda del Samaritano. E con quindi padre avevamo fatto Narciso. proprio un concerto lì. Sì, dobbiamo dire che è Sì, una casa di accoglienza. una casa di accoglienza che c'è a Catania. Silvia, come ha cambiato il canto, il tuo rapporto con la fede? Lo ha cambiato tantissimo, devo dire. Io ho sempre avuto un rapporto con la mia fede, è stato diciamo, introdotto da mia nonna. Mia nonna mi ha sempre parlato di Gesù con grande passione e quindi io ho sempre praticato. Ricordo che da bambina ogni lunedì con la nonna andavamo a dire il rosario a casa del prete della parrocchia dove andavamo, insieme alle sue amiche. Ero la mascotte, ero piccolina, avevo appena 8-9 anni. Cantando questa fede si è rafforzata sempre di più, come dicevo prima si sente quasi un calore dall'interno, proprio un'emozione che cresce. Ci si sente sempre più vicini a Dio cantando. Spero che questo passi anche a chi ci ascolta durante le messe, durante i nostri eventi, perché è un'emozione molto profonda, unisce ancora di più. Unisce ancora di più. Bucola, ancora una volta abbiamo un ospite che ci parla di quando era bambina, la nonna, il papà, la mamma che li accompagnano in chiesa, che gli fanno recitare il rosario, che li educano alla preghiera. E tutto questo poi la preghiera dà i suoi frutti. Esatto, nel tempo. E mi ricorda molto in questo Papa Francesco. Spesso mi ricordo lui parlava di nonna Rosa, questa nonna che fin da piccolo gli trasmetteva la fede, quindi questo ancora una volta ci mostra come la fede è una consegna, un trasmettere di generazione in generazione, ed è chiaro quando certe cose, certi valori, ma anche certi calori vengono trasmessi da piccoli, questi uno se li porta sempre, no? Per cui immagino Silvia nel parlare della nonna, nel raccontare questo momento, questa cosa del lunedì, questo rituale ogni lunedì con la nonna. Ecco, nel momento in cui le parla di questo, come un film, ce l'ha lì davanti, e questo è straordinario. Per cui sono sempre pienamente convinto come la vera catechesi non è quella che si fa nell'aula del catechismo, ma si fa nella famiglia con cose normali, cose reali, cose vere, di cui Silvia ne è una testimone, ma anche una graziata. Ne si è avuto la grazia di avere una nonna che fin da piccola gli ha fatto questo regalo. E poi la preghiera, così come il pranzare, cenare insieme, sono momenti di aggregazione, sono momenti in cui la famiglia è unita. Sì. E nelle famiglie moderne, diciamo moderne di adesso, sono rari i momenti in cui effettivamente si è tutti insieme. Un momento in cui si può essere tutti insieme è la messa domenicale, come una volta, insomma c'era questo, come dire, per tradizione. Sì. A volte le famiglie andavano in chiesa, no? Però erano momenti in cui la famiglia era unita. Quindi la preghiera in casa è anche questo, è uno strumento. Esatto, e in questo come pastorale familiare stiamo cercando, anzi ogni qualvolta che so in Avvento, in Natale, anche nell'anno giubilare a Catino, proponiamo dei momenti di preghiera fatti in casa, ma fatti con quelle modalità semplici e attinenti alle famiglie. Faccio un esempio, no? La novena di Natale, no? Abbiamo intitolato questa novena Dolce Novena di Natale. C'è un vero e proprio dolce. Nel dolce c'è lo zucchero, il lievito, la farina, per cui ogni giorno, nei 9 giorni, c'era un ingrediente diverso associato a un personaggio del presepe. Alla fine, con tutti questi ingredienti, si preparava questo dolce e si condivideva con gli altri. C'è questa concretezza, questa familiarità, questo essere domestici nella casa, secondo me aiuta nella trasmissione della fede. Maria, ho visto che tu a volte dirigi il coro, ma è necessario per entrare in una corale saper leggere la musica, saper aver studiato canto?
Allora, io ho studiato un po' di musica, cioè ho studiato il flauto traverso, quindi avevo già delle conoscenze. Però credo che ci voglia, secondo me, saper comunque leggere la musica, anche perché quando si dirige comunque bisogna conoscere un po' anche lo spartito, la lettura. Chi dirige, invece canta, tutti devono conoscere la musica, devono saper leggere lo spartito? No, chi canta no, nel senso l'importante è avere quel servizio, cioè cantare per essere intonate. No, cioè diciamo cantare per offrire quel servizio al Signore, no? Offrire la propria voce per diciamo trasmettere quell'emozione che abbiamo dentro. Quindi secondo me non è necessario comunque conoscere la musica, l'importante è che sia comunque la passione e la voglia di cantare, anche soprattutto di cantare per Dio, di emozionare e fare emozionare gli altri. Certo, perché giustamente, esatto, come dicono sia Silvia che Maria, non è uno spettacolo quello esatto, che loro fanno, esatto, ma è un servizio che rendono alla Chiesa. Vediamo, sentiamo un altro pezzettino di un vostro canto. Ecco, sono ovviamente i video che ci avete portato voi, quindi non sono di qualità, insomma, sono dei video che registrate così quando vi esibite. Va bene, ci fermiamo un secondo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare con Silvia e Maria della loro corale, della loro esperienza all'interno di questo coro. Canto per chi mi incanta, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Stiamo conoscendo Maria e Silvia, che sono due ragazze giovanissime che fanno parte di una corale che si chiama Anima in Canto. Da qui abbiamo preso un po', Don Bucolo ha preso ispirazione di questo titolo, perché è Don Bucolo più che altro quello che così è più portato a mettere i titoli nelle trasmissioni. Ma diteci invece qualcos'altro di voi. Intanto studiate, oltre a far parte della corale, cosa fate nella vita? Silvia. Allora, io sia studio, allo stesso tempo lavoro. Mi sono laureata alla Triennale di Beni Culturali, adesso sto proseguendo i miei studi con la laurea magistrale in filologia moderna. Il mio sogno è insegnare, quindi in qualche modo lavorare sempre con i ragazzi, e attualmente sto lavorando con i giovani perché sono un'educatrice, un'ASACOM, quindi lavoro con le disabilità, in particolar modo con l'autismo. Il contatto con i ragazzi ce l'ho sempre, mi piace in qualche modo riuscire a trasmettere e mettere un po' della mia fede anche nel mio lavoro. Questa è una cosa che cerco sempre di fare da sempre e che mi aiuta, devo dire. Don Bugolo, vedo testimoniare la propria fede anche nel mondo del lavoro, esatto, cioè in fondo a essere vedo se stessi poi, alla fine. Sì, perché uno può pensare il canto come un servizio che si fa e poi basta. In realtà, quanto ci racconta Silvia, quel servire il Signore nel canto è anche un servire il Signore nella vita, nella professionalità, nella disabilità, ragazzi autistici. Una parola, non è una cosa, ci vuole una sensibilità. E quindi vedo in questo caso un filo rosso, quella sensibilità nella relazione col Signore, poi lei la vive nella sensibilità con ragazzi con certa disabilità, che non è semplice, per cui io non vedo come due ambiti diversi, due servizi diversi, ma un unico servizio in cui il cuore è lo stesso. Questo cuore è tutto preso per Dio, questo cuore è tutto preso per l'altro, perché lo leggiamo spesso nella scrittura: chi ama Dio ama il prossimo, chi ama il prossimo ama Dio. Non sono due amori distinti, non sono due amori separati, ma sono due amori che dicono la verità dell'amore. Non potrà mai esistere un amore a Dio se io non amo il prossimo, non potrà mai esistere un amore al prossimo nella sua straordinarietà senza l'amore a Dio. E questo Silvia ne dà una testimonianza. E poi anche bello quanto poco fa diceva Maria, perché giustamente uno dice ok, bisogna cantare,
non tutti conoscono la musica e se qualcuno è stonato, perché ci può stare, no? E in realtà Maria ha dato una risposta che secondo me è straordinaria, ciò che conta è che fa il servizio al Signore, e in questo mi piace sottolineare i commenti che i padri della Chiesa fanno ai salmi: canta un canto nuovo. Cantare un canto nuovo non è tanto il canto nuovo, ma il cuore che canta, ed è chiaro quanto un cuore abitato dal Signore, quanto un cuore è preso dall'amore di Dio, non è mai stonato. È strano ciò che dico, forse sto incoraggiando tanta gente che sta ascoltando, allora vuol dire che non sono totalmente esclusa, allora andrò dal mio parroco e gli dirò perché non mi hai fatto cantare. In realtà è proprio l'amore al Signore che ti porta a cantare. È chiaro, non potrò forse fare il solista perché magari diventa una cosa impegnativa, ma sicuramente il canto canta sempre, questo cuore che incanta. Maria, e tu invece cosa fai nella vita? Allora, io studio Scienze e Lingue per la Comunicazione, in questo momento sono al terzo anno, però in questo momento non ho molto chiaro l'obiettivo della mia vita, cioè non ho proprio un obiettivo ben preciso, però so che quello anche, diciamo che nel mio studio mi può servire anche per mettere cioè la mia vita al servizio degli altri, perché mi piacerebbe comunque stare a contatto con le persone povere. Questa cosa me l'ha fatto capire quando tanti anni fa ho svolto il servizio civile alla locanda del Samaritano, e mi ha fatto capire proprio lì che è stato proprio il punto in cui ho voluto ricominciare a studiare, perché prima avevo iniziato l'università, ho abbandonato, ho fatto il servizio civile e poi ho ricominciato a studiare. Quindi penso che proprio l'obiettivo in questo momento è quello di mettermi a servizio degli altri. E anche il canto, la musica, mi hanno fatto capire questo, che anche il canto per me per me il canto è proprio un incontro con Dio. Quindi mi piacerebbe far parte di una compagnia di musical, però in questo momento sento che proprio il servizio che voglio fare è proprio qualcosa che proprio faccia emozionare le persone. Cioè proprio, ho bisogno proprio del canto, di cantare per Dio in questo momento, e so che anche il musical mi può aiutare in un futuro comunque per cantare non solo per me, ma anche per gli altri, e soprattutto cantare per Dio. Quindi è un messaggio praticamente, esatto. Come dire, una missione, sì, quasi. Esatto. Però è bella questa esperienza di Maria, che aveva interrotto gli studi, particolare questa sua esperienza, che va a fare il servizio civile, incontra delle persone povere, insomma, sì, fragili, sì, eccetera, sì. E ti viene la voglia di tornare a studiare. Esatto, sì, è incredibile. Hai trovato te stessa nel confrontarti con chi è più, come dire, che sta vivendo un disagio economico, familiare. Sì, mi fa anche emozionare questa cosa, perché comunque ho vissuto proprio un anno in cui ho proprio scoperto proprio cos'è, cioè proprio ho sentito anche tramite proprio delle persone proprio povere, che in realtà sembrano povere, ma in realtà le vedo proprio ricche dentro, cioè anzi forse anche più ricche di me. Quindi mi hanno proprio, è come se tipo qualcosa mi avesse smosso, mi avesse fatto tornare proprio la voglia di studiare, anche il fatto che magari sono fortunato, una fortuna che gli altri magari non hanno, anche queste persone che vivono lì alla locanda. Mi sono confrontata anche con persone che appunto fuggivano da paesi di guerra, e quindi mi rendevo conto veramente di essere molto fortunata e di avere la possibilità di poter studiare. Certo. E questo anche, proprio studiare lingue mi dà anche la possibilità di confrontarmi anche con altre culture, e quindi questo anche mi stimola di più a studiare e a conoscere nuove persone. Don Bungolo, in confronto con gli altri quanto è importante, il povero non è povero in valori, può avere una difficoltà economica, ma è un essere umano, un uomo che dà molto, perché porta con sé esperienze, valori. Esatto, ed è bellissimo perché in fondo Maria cosa ha fatto? Si è dato del tempo.
quell'interruzione che potrebbe essere agli occhi del mondo quasi una perdita di tempo, no? Perché oggi si è presi dalla frenesia, giustamente devo studiare, prima finisco e meglio è, i concorsi, il lavoro. Lei a un certo punto ha sentito in cuor suo darsi del tempo, che non è sbagliato. In questo anch'io nel tempo del mio cammino da seminarista, anch'io mi sono dato del tempo. Ho interrotto, o perlomeno ho fatto i 5 anni di seminario, dovevo essere ordinato diacono, dovevo andare a Roma a studiare, mi sono dato del tempo, proprio ho chiesto esplicitamente e fortemente al mio vescovo e sono stato un anno in missione. Quel darmi del tempo, che poteva essere, ripeto, anche per me una perdita, in realtà mi ha allargato gli orizzonti e quindi questo diventa una lezione di vita per tanti giovani. Cioè, il fatto che un ragazzo possa dire aspetta un attimo, sono stanco, ho bisogno del mio tempo, ho bisogno di un momento di riflessione, che in realtà poi Maria non è che è stata ferma, e questa è un'altra cosa importante, ha fatto altro, ha approfittato di fare il servizio civile, era quello che giustamente in quel momento concretamente poteva fare, l'ha fatto e quindi è ritornata a studiare in modo nuovo. Quindi che succede? Che sta continuando a studiare quello che aveva lasciato, solo sicuramente è cambiata la prospettiva. E questo è un augurio per tutti i ragazzi, che datevi del tempo e ogni tempo è un tempo prezioso per la vostra vita. E tornando alla vostra corale, prima di iniziare una liturgia, insomma, di animare una liturgia, ecco, avete un momento tutto vostro di raccoglimento, oppure no? Vi presentate, andate lì e poi... Ci riuniamo per fare le prove, però la cosa bella di quando proviamo è che iniziamo con una preghiera, facendo una preghiera all'inizio, una preghiera alla fine, ringraziando il Signore, e poi comunque proviamo, stiamo lì a provare, magari proviamo di più prima di un concerto, di una liturgia, e poi siccome noi proviamo anche la nostra parrocchia, diciamo, noi giriamo un po', però il nostro punto di riferimento è la parrocchia di San Paolo, in cui c'è proprio anche la corale San Paolo della parrocchia, con cui appunto facciamo anche dei concerti con loro, quindi ci riuniamo, a volte non siamo solo la corale Anima in Canto, ma ci riuniamo anche con la corale San Paolo e quindi facciamo dei concerti con loro, ed è un modo anche per conoscersi, stare insieme. Silvia, quindi? Generalmente, come diceva Maria, facciamo una preghiera, il momento prima di un concerto. C'è una preghiera specifica che fate sempre o a seconda del momento? Dipende anche dal momento. Generalmente prima di un concerto, di un evento nello specifico, invochiamo lo Spirito Santo e invitiamo le persone che ci ascoltano a invocarlo insieme a noi. Quindi diventa una preghiera non solo nostra, ma che coinvolge tutti i presenti. Sicuramente questo aiuta anche a creare una connessione tra tutte le persone che ci ascoltano, noi. Ci piace coinvolgere le persone anche proprio durante la nostra esibizione, chiamiamola così, anche magari tenendo il tempo con le mani, cantando insieme a noi, creiamo proprio un'atmosfera conviviale, proprio quello è il nostro obiettivo. Generalmente prima di un nostro intervento, se il sacerdote ci dà la possibilità, animiamo anche la messa che avviene prima della stessa esibizione, quindi è, diciamo, tutto un percorso che inizia con la messa, preghiamo tutti insieme e procede così fino alla fine, quando poi chiudiamo il momento di preghiera cantando. Bello, sì, si crea questa connessione proprio a sottolineare, noi non siamo qui dei professionisti che facciamo adesso uno spettacolo teatrale o uno spettacolo musicale, però invitate l'assemblea, appunto, chi sta partecipando, chi vi vuole ascoltare, a pregare assieme a voi e poi ad ascoltare anche i canti. Molto bella, e invocano lo Spirito Santo. Esatto, non è poca cosa, perché io penso lo Spirito Santo è il direttore del coro.
è il direttore dell'orchestra, colui che riesce a mettere tante voci diverse, ma anche nella Chiesa tanti ministeri diversi, a diventare un solo corpo, una sola voce, una sola anima. D'altronde si chiamano anche anima in canto, e quindi io vedo qua la continuità, cioè iniziamo con la preghiera, finiamo con la preghiera, a ricordare che tutto quanto lo facciamo a lode e gloria del Signore. Qui non interessa loro l'applauso, la loro bravura, sebbene è importante, o perlomeno la loro bravura poi è ricondotta a questa gloria di Dio, e quindi diventa una testimonianza di fede bellissima, che io incoraggio a fare nella loro vita. Grazie Don Bucolo, grazie anche a Silvia e a Maria, grazie alla regia che è stata con noi fino a questo momento e che ha reso possibile questa trasmissione. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.